Sapete, è un'associazione giovane, è un'associazione che da poco ha fatto 2 anni, che va però già avanti con le proprie gambe e in maniera autonoma. E questo lo dico con una punta d'orgoglio, ringraziando ovviamente tutti i volontari, in questo caso nello specifico le accompagnatrici, accompagnatori e gli autisti che in maniera gratuita portano in giro quei che io definisco i nostri bambini, perché mi piace chiamarli così, mi fanno tenerezza e così dicendo penso di far cosa gradita. Allora, abbiamo qui con noi questa sera la professoressa Cassetta, presidente dell'AI provinciale, la dottoressa Pillon del reparto clinica, perché se no c'è poca carne, clinica di oncoematologia pediatrica. Doveva essere con noi la dirigente, la professoressa Biffi, ma è ammalata, a cui facciamo gli auguri di una breve guarigione, che stia meglio al presto, nel più breve tempo possibile. L'assessore Mantovan penso non abbia bisogno di presentazioni. Alla mia destra c'è la dottoressa Passarella col dottor Svaluto, che seguono, ridico ancora la parola che ho detto prima, i nostri bambini cardiopatici. Anche noi, gente. Giovanna Svaluto, Giorgio, dottor Giorgio. Siamo qua per presentare questa sera con l'AIL provinciale una convenzione quadro, che è una cosa semplicissima, che noi facciamo molto volentieri e che ringraziamo per la fiducia accordata dal Presidente, per il trasporto dei loro bambini ammalati di leucemia. Noi abbiamo già iniziato il servizio con degli altri utenti, il servizio tratterà tutta la provincia di Rovigo, tutto il Polesine, ok? Dopo passerò la parola alla professoressa e alla dottoressa. Per quanto riguarda invece quello che presentiamo oggi, perché l'altro è un'integrazione, è una cosa che già facciamo, mentre oggi andiamo a presentare quello che è il nuovo servizio per la provincia di Rovigo di trasporto per i bambini cardiopatici. Tradotto, la nostra amica Passarella, i bambini, si può dire i casi un po' più delicati, complessi, certo, ecco, che vengono poi passati ai colleghi di Padova, noi con piacere aiuteremo le famiglie che ne fanno richiesta. È una goccia nel mare, però è una cosa che è sentita ed è stata voluta dal nostro direttivo e dai nostri soci, perché ovviamente abbiamo delle famiglie che hanno avuto delle esperienze non molto positive, alcune anche drammatiche, io le chiamo le famiglie meno fortunate, e siamo qua per cercare di dare una mano a chi è più bisognoso e a chi, tra virgolette, ovviamente è meno fortunato.